Lei mi spiega gentilmente cosa fa questo carretto in giro per il salone? Per portare la roba, gli zaini e tutto. Ma di chi? Di chi? Bambini. Ah, non inquadrare, non inquadrare. Ah, quindi l'hanno presa per trainare. Cioè lei è venuto. Lei è con. Fagli Chi compagnia. è questo ragazzo? Chi è? È il suo genero. Vieni qua, genero, fatti vedere anche tu. Allora, tuo suocero è buono per portare le. Sì, è buono. Ma chi è che dei due è appassionato di camper? Di? Io. Tu. Allora, come mai? Com'è che nasce questa passione? Di una cosa profonda che ci emozioni. E come ti chiami di nome? Fonda, Massimo. Massimo, da quanto tempo stai sui camper? 5 anni. Ma sinceramente il camper ora, diciamo, Esagera. esagero, è molto educativo per i bambini. Tu c'hai figli, vero? Sì, due. Ma non li inquadriamo, non li possiamo inquadrare. No, non si possono. Va bene. Senti, stai vedendo qualcosa di nuovo? sto guardando qualcosa Sei di- interessato a qualcosa o. Sì, sono interessato a un semi-integrale, stavo guardando un po'. Spiega per chi magari si avvicina per la prima volta al mondo del camper, cos'è il semi-integrale? Il semi-integrale, diciamo, sono un po' più di ultima generazione, sono una via di mezzo tra il mansardato e il motorhome. Il motorhome in sostanza sono quelli che sembrano dei pullman, dai, Dei pullman, sì. mettiamola così, per farla semplice. I mansardati sono quelli che hanno quella bella mansardona sopra. E invece poi i E semi. il semi-integrale è un È una via- mansardato Bravo. senza mansarda. Sì, tu che cos'hai? Che tipo di mezzo è? mansardato. 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 Va bene, quindi lo vuoi cambiare e comprare quello nuovo? Sì, Senza fare marche, hai già visto qualcosa che ti interessa? Sì. Sì, non fare la marca, eh? No, non faccio la marca. Di chi? Di chi è? Di chi è? No, Di, non c'è problema. No. A tuo suocero te lo porti in vacanza con te? Sì. Se ti porta il carretto, E o meglio di sponsorizza, così- lo porto, Bravo. sponsorizza. Sponsorizza, bravo. Va bene, sei contento del genere, diglielo chiaramente. Sì, sono contento. Speravi di meglio per tua figlia. No. Ammettilo, chiaro. No, vabbè. Scusa, ti vuoi allontanare? Ti lascio qui, non vai ti via, dai, preoccupare. vai via un attimo. Di la verità. Tu speravi di meglio. No, va No, bene. sembra un ragazzo in gamba. È in gambissimo. Meno male, bravo. Sì, hai toccato ferro però, va bene. Ciao, grazie. Arrivederci. Ciao. Bocca al lupo, ciao.